Finalmente questa giornata è finita. Si sta un po' respirando, anche se non chissà come, però la temperatura si è abbassata un pochino, quindi diciamo che sta calando la notte e finalmente si respira un po'. Ma niente di che, però perlomeno quell'ondata di calore che stava oggi è passata un pochino, quindi ora non è che stava proprio buono, però si può stare. Domani già ho visto che sta 2 gradi in più di oggi, quindi se oggi stavamo a 36 domani a 38, quindi domani la vedo ancora peggio di oggi, quindi secondo me domani conviene andare a mare sicuramente. Quindi come potete ben vedere sembra bello tutto più fresco, l'orizzonte qua è rossiccio un po', quindi significa che domani farà caldo. Come ho spiegato pure ai ragazzi, dicono perché il cielo è rosso a volte, e ho detto che quando è rosso significa che domani farà caldo, e difatti è sempre così. In effetti il mare si vede bene stasera, non ci sta quella nube che impedisce di farlo vedere. Però come oggi, per l'amor di Dio, oggi si moriva proprio. Però a confronto a oggi si sta molto molto meglio. Il problema è che domani hanno dato 2 gradi in più rispetto ad oggi, quindi immaginate che domani si bolle davvero. Ma domani mi sa che me ne vado a mare, così faccio prima. Perché un'altra giornata come oggi, mamma mia, è troppo. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Quindi domani, ragazzi, perlomeno qua a Salerno in Campania ci sono 2 gradi in più rispetto alla giornata di oggi. Quindi da 36 andiamo a 38 e poi dopo domani arriviamo a 40, poi 42, facciamo la scaletta. Vabbè, voglio buonasera a tutti quanti e ci sentiamo. Ciao ragazzi.